Abbiamo provato a fare un po' di silenzio, come avete visto, senza domande, cioè parlare tra di noi senza chiedere all'entità di farsi sentire. Adesso proviamo il classico, metodo classico, quindi chiedendo, facendo delle domande, vedere se vogliono interagire con la strumentazione. Metal e me qualcosa hanno dato anche rimanendo in silenzio, come avete visto. Adesso proviamo alla solita maniera. Così possiamo vedere anche magari la differenza, vedere se magari danno una risposta senziente Oppure subito no. dopo la nostra domanda. Abbiamo portato anche i walkie-talkie eventualmente da utilizzare per vedere se vogliono parlare tramite quelli, o la ghost o le bacchette, in un secondo momento. Prima la Sabina, mentre salivamo le scale, è venuto in mente una cosa, che magari il metal suona così spesso perché ci sono residuali, sono in loop, magari passano sempre allo stesso punto, nello stesso momento. Per fare una cosa fatta bene, ma impossibile, bisognerebbe cronometrare i vari suoni se sono, ecco, come in questo caso, se sono a cadenza di X tempo ogni suono dall'altro, ma continuiamo col classico metodo, quindi domande, richiesta di palesarsi, di fare qualche rumore, vediamo se ci ascoltano. La scorsa volta che siamo venuti, siamo rimasti giù, in teoria dovremmo aver parlato con Beatrice. Vi ricorda qualcosa questo nome? Se sì, riuscite a far suonare o avvicinarvi a uno di quei 3 strumenti lì per terra? Se non era Beatrice, quindi la risposta è no. Potete toccare uno di quei strumenti lì, quelle scatolette nere? O avvicinarvi? Quindi non c'è una Beatrice qui. Tu però le hai chiesto di rispondere con questi tracci. Allora, se ti piace di più lo strumento che hai appena suonato, ti riponiamo la domanda in modo affermativo. C'è Beatrice in questo castello, in questo palazzo? Se sì, puoi far suonare lo strumento che hai appena suonato, per favore? Può essere anche, tante volte così, che giù ci sia una cosa, sopra ce ne sia un'altra. Oppure non c'è niente? No, con qualcuno abbiamo interagito l'altra volta. Magari c'è solo di là e non di qua. Sì, ci sono tante possibilità. Purtroppo nessuno ha la verità in tasca. No, ma comunque il fatto che lo strumento suona è comunque un riscontro di un'eventuale presenza, no? Perché prima avevamo il dubbio che fosse la ringhiera della scala, ma adesso sì, potrebbe non essere senziente, quindi a domanda non dà una risposta, ma passa, come hai detto tu prima, come un loop che si ripete. Magari fa il giro delle stanze, quindi passa di qua, va di là, ritorna giù del corridoietto dove c'era prima il metal, poi ritorna di qua. È così? (08:25). Facciamo la prova di come abbiamo Cosa hai detto. suonato? Io? No, ho sentito un rumore elettronico. No, non ho sentito niente io. Facciamo la prova di... Abbiamo guardato l'ora e i minuti, i secondi dello zoom che è in mano Sabina. Erano le 8:25, in 8 minuti e 25 secondi, quando ha suonato circa. Adesso vediamo quando suona, la prossima volta, facciamo la differenza, vediamo quanto tempo ci ha messo. Se al terzo suono che fa, il tempo è quello,
praticamente deve essere tipo un loop e possiamo anche spegnere il metal a questo punto. (9:50), 8:25, 9:50, 1 minuto e 25. 1 minuto e 25. Quindi 9:50 deve passare 10, 11, 11, 15. Sì, ma però dove c'era la scaletta di 3 gradini prima ha suonato non a cadenza regolare, ha suonato in maniera un po' blanda, ripetutamente, poi no, poi sì. Anche con suoni diversi, ma io sto dicendo qui perché è abbastanza, perché dà un colpetto e basta. Sì, anche perché questo luogo di passaggio potrebbe essere benissimo interessante vedere adesso, al prossimo suono. Dovrebbe suonare adesso praticamente. No. Cioè, non è scadenzato. C'è qualcuno che ha voglia di parlare con noi o comunque di darci qualche segnale? C'è qualcuno che abitava il castello, abitava la villa? O qualcuno che ci lavorava, magari. Se ci siete, potete interagire con gli strumenti che sono per terra, per piacere. Questi 3 davanti a noi. Di là non siamo andati però. Andiamo. Anche proviamo le bacchette e chiedergli dove sono, magari ci indica. Sì. Vi chiedo una gentilezza, avete voglia di parlare con noi con questo metodo? Se sì, puoi incrociare le bacchette per piacere. Quindi no, li incroci se non vuoi parlare con noi. Fermo. Magari non conoscono lo strumento, prova a chiedergli semplicemente di muoverle a loro piacimento. Puoi aprirle, incrociarle, cioè muoverle come vuoi. Zero assoluto, Dobbiamo venire giù. Ma da una parte io sono contento, Beh certo, dà la prova che giù era una cosa. Anche e qui qui sono immobili un'altra, e non è lì che si spostavano a non comando, vuol sente. dire che comunque era qualcuno che le spostava. Cioè, vabbè, ma la volta scorsa era impressionante. Facciamo lo specchio. Di qua o di là? Di qua. C'è qualcuno che vuole parlare qui con noi? Sapete dove siamo qui?
State attenti. Cosa? Si è spento la luce blu. Non ho toccato niente. Com'è possibile? Ha tolto, cos'è? C'era la luce blu accesa. Ha tolto la M, ha tolto. Comunque rimane spenta. No, c'è solo l'FM, non c'è più la M. Perché? Che ne so io. Prova a spegnere e riaccendere l'agosto. La M non c'è più. Cosa sono? Hai capito subito? Dove? Dove dobbiamo venire? Dove siamo tutti? Tutto asino, un punto di guerra. Io non ho capito niente. Non ho capito. Ci dite dove siamo, per favore? Dove siamo? Ho capito che luce blu. È rumore. Hai detto che luce blu? Anche se sbaglio. Ma perché dobbiamo venire giù? Cos'è stato? Non sei stato tu? No. Ti ho detto tipo. Sì, un... che roba del genere. No, vengono di qua per te. Qua? Però quasi grosso di un uccello. C'è qualcuno? Può incrociare le bacchette, per favore? O aprirle totalmente? Lucia, ci sei? Chi Lucia? Se sei tu, Lucia, mi chiudi le bacchette? Ancora di più, per favore?
C'è una Lucia qui. Mi chiudi le bacchette per favore? Dove li senti da Lucia? Non ti mente sto nome. Grazie. E puoi riaprire Lucia? Grazie. Lucia, abitavi qui? Sì, mi chiudi di nuovo le bacchette per favore? E volevo rispondere ma non ce la faccio. Pigliati in mano quello e fai le domande con quello, perché prima si illuminava, adesso è fermo totalmente. Si è accesa la luce. Si è accesa? Vuoi rispondere con lo strumento che hai in mano, Dario? Per piacere. Il posto sembra completamente diverso rispetto all'indagine scorsa. Una calma piatta, vabbè, un po' l'inizio di sopra, qualche sensazione, ma forse a questo punto eravamo troppo suggestionati da quello che pensavamo di trovare. Ma io non credo neanche, di sopra dici in corridoio. Sì, in corridoio quando eravamo No, un po'... magari in quel momento là effettivamente qualcosa c'era, perché c'è stato riscontro con gli strumenti, poi insomma è stato un attimo però, perché poi sembra che tutto si sia calmato. Sì, Magari chiunque ci fosse è venuto lì a vedere chi eravamo e poi se n'è andato. può non essere. so. Giù, siamo tornati giù, abbiamo fatto una sessione anche qui con le bacchette come avete visto e tutto. Risposte praticamente zero. Zero. È molto... Quello che ci volevano dire l'hanno già detto l'altra volta. Può essere, quindi non hanno più voglia di parlare con noi perlomeno, non lo so, o magari oggi non è la giornata. Ogni indagine, come avete visto, è a fine se stessa. Qui era un posto molto attivo la scorsa volta, oggi sembra una location completamente diversa, opposta. Adesso vedremo durante l'analisi, che fa sempre la Sabina, tutto merito suo, se c'è qualche riscontro o qualcosa, perché non so, siamo rimasti un po' così basiti, almeno io, non so tu. Sai che io non mi esprimo fino alla fine, non voglio mai trarre delle conclusioni. Quando siamo tornati dalla pausa prima e siamo entrati in questo salone abbiamo sentito comunque un verso, un rumore strano provenire da questa parte qua, dal fondo del salone. L'abbiamo sentito entrambi, non era il rumore di uno strumento. Insomma, magari c'è qualcuno, qualcosa sicuramente, ma ci sta un po' alla larga, non vuole interagire ed è giusto anche rispettare poi alla fine. Certo, concordo con la Sabina, è giusto così. E quindi amici, io direi che questa indagine la terminiamo qui. Adesso voi l'avrete già vista tutta analizzata, quindi magari quello che stiamo dicendo non è neanche tanto corretto, però è giusto che sappiate le sensazioni che abbiamo provato durante l'indagine. Riscontri ce ne sono stati, ma noi sul primo momento non abbiamo avuto sensazioni particolari, a parte qualcosa, come abbiamo detto 2 secondi fa. Quindi, come sempre, vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Se per caso notate qualcosa voi, perché siete sempre molto attenti e commentate, fatelo anche stavolta, fateci notare magari quello che a noi è sfuggito. Certo. Grazie per essere qui, per aver visto il video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale come Attivate le sempre, notifiche. attivate la campanella e ci vediamo alla prossima indagine.
Ciao e Ciao a sempre tutti. un ringraziamento al vice sindaco e al comune di Vigonza per averci dato il permesso di essere qui anche questa sera. E se potete visitate questa location perché è davvero suggestiva. Anche il parco è un bellissimo parco fuori. Oltretutto fanno degli eventi Sì. a tema molto interessanti. Ci vediamo. Ciao ciao, Ciao a grazie. tutti.